Si è dimostrato pentito da un lato, dall'altro ora il prossimo passo sarà verificare se si tratta di un soggetto in condizione di capacità di intendere e di volere e che quindi effettivamente avesse coscienza e volontà di quello che ha fatto. Ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari che in carcere lo ha incontrato per l'interrogatorio di garanzia. Il 34enne di Cittadella, che sabato mattina ha seminato il panico in ospedale picchiando un medico e ferendo con un coltello 2 infermieri e un carabiniere prima di essere bloccato con il taser, ha confidato al suo avvocato di aver realizzato la gravità del suo gesto. Il signor Velo oggi ha avuto un atteggiamento sicuramente più consono all'interrogatorio. È emerso ovviamente un vissuto di difficoltà notevole che l'ha portato a compiere questo gesto di cui si è pentito, ha chiesto scusa e ha tenuto a precisare che non aveva nessuna finalità omicidiaria. Si è trattato di un gesto per l'appunto certamente biasimevole, però frutto anche di una serie di patologie psichiatriche che costituiranno oggetto di accertamento. Il giudice ha convalidato l'arresto confermando la misura di custodia cautelare in carcere. L'avvocato che lo difende ha chiesto e consigliato una misura alternativa date le condizioni psicologiche del 34enne che era già seguito dal servizio psichiatrico. Da par mia ho sollecitato come ipotesi alternativa quella di valutare in questo momento una situazione custodiale all'interno di una casa di cura o di un reparto psichiatrico, perché resto dell'idea che il carcere non sia la soluzione più adeguata per un soggetto che si trova alle prese con patologie quali quelle che affliggono il signor Velo.